Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattivi, previsioni dal 16 al 22 marzo 2020. Bene, come avete visto dal titolo, noi si parte in quinta, però prima di partire in quinta con questa bella stesa di Sibille Interattive, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove alle lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico. Quindi il vostro Marietto parte in quinta con una bella mischiatina delle vostre Sibille Interattive, dove sapete che voi dovete scegliere un mazzetto. Adesso iniziamo, vediamo come sarà la settimana entrante con le nostre previsioni delle nostre sibilline. Bene, facciamo 3 bei mazzetti. Ecco qua 3 bei mazzetti, cari amici. Adesso concentratevi, respirate profondamente il mazzetto numero 1, il mazzetto numero 2 o il mazzetto numero 3. Guardateli bene, cercate di entrare in vibrazione col mazzetto per la domanda come sarà la settimana entrante dal 16 al 22 marzo per le Sibille Interattive del vostro Marietto Veneziano. 1, 2, 3. Eventualmente fermate anche il video e concentratevi, respirate profondamente, entrate in vibrazioni, magari prima fate anche la meditazione che vi ho consigliato sull'altra pillola dell'ovetto dorato e della stella di Davide e poi scegliete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2 o mazzetto numero 3. Bene, partiamo. Mazzetto numero 1. Gelosia, nemica, falsità, allegria e stanza. Allora, come sarà questa settimana? Mettiamo bene le Sibille Interattive, chiacchierine a favore di camera. Bene, vediamo gelosia, nemica, falsità, allegria e stanza. Quindi come si parte? Si parte con un pochettino di perdita di denaro e qualche nemichetta che fa la falsetta. Poi a metà settimana vediamo che abbiamo un pochettino di risalita e sicurezza. Quindi diciamo che nella prima parte della settimana, se non è un temporale o un ciclone, poco ci manca. Avremo sicuramente delle avversità, qualcosa che rema contro, vedete? Qualche blocco e saremo anche traditi di qualche lusinga ingannevole, però poi dopo avremo, vedete, stanza, prossima novella e un pochettino di risalita. Quindi diciamo la prima settimana sia sentimentalmente che a livello finanziario sarà una settimana che parte da lunedì verso mercoledì, giovedì in salita per poi finire in bellezza. Quindi è una settimana da montagne russe. Insomma, armatevi, paracadute e paraschiena, perché vediamo che c'è questa nemica che sarà sicuramente una donna, vedete che ha il coltello, e poi falsità. Quindi la prima settimana parte con un po' di tormenta, però finisce, vedete, finisce bene, quindi dobbiamo prenderla in modo propositivo. Bene, la prima stesa è un pochettino da montagne russe. Vediamo la seconda stesa delle Sibille chiacchierine. Secondo mazzetto, mercante, dottore, vecchia signora, donna di servizio e disgrazia. Insomma, nella seconda stesa, ripeto, mercante, dottore, vecchia signora, donna di servizio e disgrazia. Nella seconda stesa vediamo che avremo una settimana che parte con dei grandi calcoli, vedete, mercante, dottore che cerca di cucire, di rimettere a posto, e vecchia signora che vuol dire grande stabilità, donna di servizio che ci darà una mano, ma attenzione che i vostri calcoli molto probabilmente avranno uno stop. Vedete, se nella prima stesa si parte male ma si arriva bene, nella seconda stesa fate molti calcoli, ci sarà qualcuno che vi darà una mano, stabilità, sembra tutto che va di bene, però attenzione che avrete uno stop. Quindi
tutto quello che fate che sembra propositivo, state molto attenti, perché sul rush finale della settimana ci sarà un piccolo stop di impedimento, quindi calcolate bene, voi partite con dei bei calcoli, avete una stabilità perché c'è qualcuno che vi dà una stabilità, perché Signore è sempre sintomo di stabilità, di intelligenza, di coraggio, di lungimiranza, e avete anche un aiuto di una donna che vi sta alle spalle, una donna di servizio. Però purtroppo tutto questo non basterà a frenare questo vostro, come si dice, percorso, questa vostra settimana. Quindi attenti, non basta tutto questo grande lavoro, perché vedo che alla fine della settimana ci sarà un piccolo stop, però siete ben corazzati da questa struttura, da questa vecchia signora donna di servizio e il dottore che vi sta sotto controllo. Questo personaggio vi cerca di aiutare, quindi avrete una persona che vi aiuterà, sarete sicuramente stabili, però tutto questo porterà anche a uno stop, ce la farete in ogni caso, però attenzione che tutto quello che farete alla fine però verrà stoppato. Bene, sia sentimentalmente chiaramente che anche a livello lavorativo. Vediamo un po' la terza stesa delle nostre sibille chiacchierine: fedeltà, artista, nemico, bambino e messaggio. Invece la terza stesa, terza mazzetto di sibille è molto propositivo. Vediamo subito che parte con qualcosa di fedeltà e artista geniale. L'artista, avrete un piccolo nemico, però nascerà qualcosa tramite anche un messaggio. Quindi io vedo che fedeltà e chiude con messaggero, e abbiamo prima del messaggero bambino, che vuol dire semplicità, ma vuol dire anche qualcosa che nasce di nuovo, e avrete la, come si suol dire, l'intelligenza e la genialità di un artista che è fedele anche in questo caso e cercherà di costruire qualcosa. Quindi riceverete molto probabilmente un messaggio, no, ma qualcosa di positivo che potrebbe essere sia in amore che a livello lavorativo finanziario, no? Perché avrete la genialità vostra. Qualcuno rema contro, vedete il serpente in mano di nascosto, però il nemico rema, ma non può fare niente, perché genialità, qualcosa che nasce di nuovo, messaggio e fedeltà. È tutto un mix di carte che lascia presagire che la settimana che sta per entrare sarà qualcosa di nuovo, costruttivo, fatto con genialità. Insomma, avete tutte le carte positive, a parte qualcuno che chiaramente rema sempre contro. C'è sempre una pecora nera in giro tra i vostri amici, però non dovete aver paura, perché state costruendo qualcosa con semplicità e genialità, e chiunque al di là del vostro nemico vede la vostra fedeltà e il vostro modo di cambiare. Vedete, messaggero porta messaggio, ma anche porta dei cambiamenti positivi per via fedeltà e genialità. Bene, quindi anche chi ha scelto il terzo mazzetto, terzo mazzetto delle sibille, direi che la settimana sarà positiva. Quindi primo mazzetto, prima parte della settimana impegnativa, ma poi finisce bene. Il secondo mazzetto, insomma, da montagne russe tremendamente. Il terzo mazzetto molto positivo. Bene, il vostro marietto ha finito qui, cari amici. Grazie per aver seguito il vostro marietto per le sibille interattive, previsioni dal 16 al 22 marzo 2020. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!